Era Michele in tenuta da spiaggia. Lei è il quarto giorno ormai che siamo qua. Porca miseria, guarda. Mirare i precipiti, Ammirare, ecco. mirare i pantaloni nuovi, pantaloni Armani, Versace. Tre marche in uno praticamente. E buongiorno Italia, che caldane, tradotto in italiano volgare, che calore. Allora, qua siamo il 24 giugno, tu questo video lo vedrai il giorno di San Casso come sempre. Cosa succede? Chi fa vlog può capirmi, per montare un video ci vuole molto tempo, dipende poi anche il tipo di video. Adesso sto finendo di montare quelli del viaggio nei paesi dell'est, sono arrivato all'inizio della Serbia, all'arrivo a Belgrado, vedi te insomma, perché sai che le soluzioni sono varie, o menti sulla data, tipo magari vivi in un paese soleggiato, dici oggi è il giorno e in realtà è un mese prima, o altrimenti niente, devi fare clip più lunghe, quindi non tanti spezzoni di tante cose diverse, non tanti tagli, non tante transizioni, effetti eccetera eccetera eccetera, però insomma il canale prende anche un'altra piega, quindi non dar tanta importanza a questo discorso delle date, perché alla fine insomma è relativo. Se tu dici mi piacerebbe vedere quello che stai facendo in questo momento eccetera, però insomma sai che è difficile, l'ho già detto anche in passato. Poi anche il discorso di andare a cercare un wifi eccetera toglierebbe un sacco di tempo, un sacco di energie, e quindi insomma ne va a pagare poi tutto il resto insomma. Quindi fidati che questa almeno per il momento è la soluzione migliore. Dopo se ti devo fare un video tipo questi qua, no, un monologo che dura avanti 5-6 minuti, allora là no, cioè fai il discorso e in 2 minuti monti il video. Ora sono fuori da un cimitero, mi sono messo un po' all'ombra, devo andare a fermarmi un attimo per un discorso lavorativo, dopodiché andrò a Monselice, Padova con Mirko a vedere un camperazzo, un Rimor, dopo vedremo, magari farò anche 2 riprese, il quale però insomma non lo so, vediamo varie cose, tra cui la prima, la più importante in assoluto, se si può montare il bombolone, quindi vedrò di fare delle foto sotto, mi tiro giù marca modello e poi sentirò delle officine che montano bomboloni GPL e che li omologano, se si può fare, se ci sta eccetera eccetera. Seconda cosa, insomma non meno importante, il discorso dimensioni. Questo forse è un 7,25 m, ho detto non glielo chiedo neanche, intanto voglio farmi proprio un giretto a titolo, diciamo così, per divertirsi, per straviarsi, per trovare Mirko, e vediamo quant'è. Già 7 metri per me sarebbe tantissimo, per il discorso di parcheggi, sai, per il tipo di vita che faccio io, le cose che vado a visitare eccetera eccetera. Però vabbè, insomma vediamo, vedrò anche se la distanza tra la targa anteriore, diciamo il muso del camper, e dove va a battere la ruota posteriore non è superiore ai 5,10 m, perché quella misura almeno è quella di uno dei parcheggi che a me interesserebbe, uno di quei parcheggi dove puoi uscire col culo, però devi stare dentro col muso anche se esci col culo, hai capito? Quindi vediamo un po' anche il discorso com'è, anche sto discorso. Dopodiché insomma il prezzo, che teniamo conto che devo anche pagare il bombolone, c'è chi paga 1100, chi ha pagato 2000, e quindi ho tenuto in considerazione anche quel coso lì. Quindi io a sto signore farò un'offerta e vediamo cosa mi dice. Essendo poi questa giornata non proprio bastarda, perché non dico che è nuvolosa, però insomma c'è un tempo discreto, mi sono portato via il CP, CP, amore bello. Amore mio bello, che sei tutta felice te che sei venuta, che hai fatto un casino di feste prima, vero Gioia? Ma sì, adesso sei rilassata qua perché siamo all'ombra davanti, sì. Digli, racconta che hai visto il cavallo. Sì, no, adesso è andato via il cavallo. Però prima hai visto il cavallo. Sì, abbiamo visto il cavallo, tanti cavallo. Sì, mi ero messo l'abito elegante per andare a fare il lavoro. Ecco, outfit di Singano. Là. Porta pazienza, sei stata bravissima, perché ci siamo messi all'ombra. Adesso andiamo da Mirko, andiamo a vedere quel camper, anche se tuo parone Singano ha poche speranze perché è troppo grande, Gioia. Cioè vedi adesso tipo dove siamo parcheggiati, vedi che nessuno ci rompe le balle, no? Cioè guarda, il culo butta in strada ma arriva filo a filo, hai capito? Quindi sì, se avevo il 7 metri e passa, dove andavo a parcheggiare? Cioè adesso che dovevo trovarmi in questo ufficio per consegnare un lavoro, dove andavo a parcheggiarmi? Quindi boh ragazzo, cioè io lo guardo per curiosità, ma veramente
È dura, ma invoglia da matti la doccia separata, bella coibentata, e il garage, però so, per chi gira e fa le cose che faccio io è veramente un serissimo problema, è che ne ho visti tanti di compatti, anche furgonati, cose che vabbè io non ci starei mai per il tipo di vita che ho, ovviamente è una cosa prettamente personale, non voglio dire che un furgonato non va bene per viverci, assolutamente no, però per me no, non va bene. A me mi ci vuole questo camper che va benissimo, però cazzo, il garage per la bici, perché sai che la uso spessissimo, su e giù, su e giù, su e giù, e la doccia separata, cioè fidati, va bene l'avventura, ma dopo 2 anni e mezzo che uno vive in camper, ogni volta, ogni giorno, andare in bagno, no? Tirar via la carta igienica, i 2 asciugamani, la scopa e tirar su il coso del fondo doccia e farti la doccia e dopodiché asciugare tutti gli specchi, asciugare il water, asciugare tutto e una volta che è tutto asciutto rimettere dentro gli asciugamani la carta igienica e la scopa e pulire il piattino della doccia Mirko, guarda che t'ha un singano fuori a casa col camper, ci mai guardi, Arrivati, ara il camperino del Mirko. E quindi, dove abito oggi? Casa del Mirko, arrivo là che scampa via, mega visto scampa via, è terribile. Qua è chi che lei Mirko? Camillo. È il suo Camillo, che guarda che figonata Dario. Cioè non si scherza e dopo ce lo fa vedere per dentro. Aspetta perché Mirko sei anche più alto del mio, ho un fiato da stare attento alle inquadrature. Ok, giustamente. Comunque siamo arrivati a casa di Mirko che adesso ci presenta il suo Camillo. Allora il Camillo di Mirko è un 6 metri, anzi cos'è che ha detto? 5,80 con portamoto. Con portamoto diventa 6 metri. Adesso prendi paura perché ha tanti di quegli accessori che tu non hai neanche idea. Iniziamo dall'esterno dove Mirko ci ha messo sti super fanaletti a LED che ha detto che fanno anche giorno. 35 watt a LED i piccolini. E questi mi sembra che sono... Ah, anche la barre! Quelli mi l'avevo sembra che viste. sono 80-90 cada uno. Che storiacce! Strade buie fai giorno, fidati. I fari avevi montato Xenon? No, attualmente lampadine normali ma Xenon prossimamente. Ok, ora dica il discorso dei LED prima. Niente, perché praticamente questo aveva su fari a LED e fari LED buoni anche, si intende da 60 watt, non fanno luce, cioè lui ti fa luce però cosa? Se tu vai a guardare quella macchinetta che serve per regolare i fari, lui ti fa luce sopra ma non dove ti serve la luce, cioè quindi non riesci a proiettare per terra, trovi luce dappertutto fuori che dove ti serve. Oro, quindi consiglio ai camperisti, ha detto anche il Mirko prima, piuttosto degli Xenon e non i fari a LED. Xenon da 35 watt luce bianca, non 50 perché 50 altrimenti ti uccidi anche gli altri soprattutto e via. Oppure lampadine normali, però dipende dai tuoi gusti. Mobilvetta IR, dicesi anche a Camillo perché è la versione personalizzata del Mirko, no? 2.5 praticamente a Renault, che sarebbe un Fiat come si suol dire, 120 cavalli attualmente, prossimamente penso che diventeranno 140, penso, 6 marce e attualmente il signorino ha cos'è che ha, aspetta ti dico, no, ha un 100.000 km più o meno. È buono, che ha fatto l'affarone Mirko perché si può dire quante che aveva dato? Sì, nessun problema. Perché Mirko quella volta gli ha dato 26.000. Buono cavolo, ma attento cosa c'è adesso. Allora intanto andiamo a visitarlo all'interno. Neanche lo notavo. No. Vedi, è classico, no? Che ti ho detto, tutti i camperisti che dopo ti dice go disordine, go qua, go là, no? Come coteva a casa. Disordine. Ma vai. Allora, intanto guardati che bel mobilio. Prima di guardare la disposizione, guardiamo il tipo di legno che è quello che piace a Singano. Sì, mi dispiace. Sì, cioè, non voglio dire che gli altri non sono belli, però a me questo punto e stop e non c'è verso. A parte vabbè, il Mazeo 260, quella è l'unica eccezione, quello bianco e nero, perché è fatto in un modo, studiato in un modo che va bene, dai, anche bianco e nero ci sta. Soprattutto poi vedi, non ha cromature, ha tutte le cose satinate, anche lì, cioè le cromature vabbè, non le vedi neanche, hai capito? Quindi è proprio l'ideale. Allora, partendo dalla disposizione, cos'è qua nel tettuccio? Un portaoggetti? Mega cagavone. Guarda che bene che è fatto, vedi? Mega cagavone. Dopo
Vabbè, gavone. altri 2 gavone, qua c'è il Gavone fino bagnetto. in fondo. Wow, Qua. ah sì, beh, mi ricordavo io che avevo un qualcosa in particolare con i gavoni. Non stavo a guardare il letto da rifare, dice Mirko. Esatto, esatto. Ha oscuranti e zanzariere dappertutto. Dappertutto. Guarda, anche qua in cucinetta. Ha una bella cucinetta, con tutto il rispetto per i furgonati. Di solito i furgonati non hanno una cucinetta così. Questa ti dico, oddio, ad occhio con te, sarà 1,20 m. Cioè, circa sì. Però guarda, scusa, ma ho visto camper che non hanno un lavandino come ce l'ha lui. Cioè, ho visto camper in cui non ci entra neanche una pentola. Questo ti assicuro è più grande del mio, magari di poco, ma è più grande del mio. Qui una pentola ti ci entra tranquillamente. Cioè, Fidati che mia moglie qua ci ha fatto stare di tutto. esatto, quindi insomma vedi, è importante. Dopo un'altra robetta, sembrano cazzate, ma fidati che detto da uno che ci abita 2 anni e mezzo, cazzate non sono. Il fatto che quando chiudi i gas, guarda, è a livello, cosa succede? Io lavo i piatti, appoggio le robe, vado bene, oppure devo fare dei lavori, ho comunque un piano d'appoggio, posso crearmi una specie di cover, diciamo, come ho fatto nel mio, no? Se quella Sì. specie di tovaglietta colorata che copre tutto, magari fin qua, fa qualcosa e hai un piano d'appoggio, cioè è importante. Cioè i fuochi mica li usi solo quando devi fare da mangiare, no? Esattamente. Andiamo giù, guarda cosa ci ha messo Mirko nel gavone Dopo ti sotto faccio il vedere letto. quello. Mega sub. Sì, piccolino, un 38. Porca troia. Piccolino. Qua hai il tuo bell'armadio. Aspetta, ripeti a capo. Qua è il tuo bell'armadio. Tac. Wow, quel Luce lucetta LED. Super mega, Yeah. super mega luminoso. Che di notte fa anche da luce di servizio se vuoi. Perché la luce LED è indipendente dal resto dell'impianto. Sotto c'è anche un altro sportellino. Ah, c'è la stufa, la truma. Ah, qua dentro c'è la stufa. Stufa boiler. Ah, te capisci. Apri. Tanto sei. Vediamo, curiosiamo. Vai, tranquillo. Tac. Ah, il boiler. E fidati che quello fa un caldo. Immagino. Ma un caldo? Che metà fa? Basta. Vada. Guarda che ha già il pavimento come piace a me. Linoleum effetto legno. Sì, esatto. Che Ma sta. penso che lo cambierò. Perché? Ste eresie. No, metterò un legno vero. Ah, ok. Ah, va bene. Legno vero. Già diverso. Legno vero. L'illuminazione qua è tutta a Cazzo. LED. L'illuminazione qua è tutta a LED, già tutto passato a LED. Wow. Prossimamente ci saranno ulteriori strisce a LED, ok? Dopo cosa c'è? Beh, il bagno se vuoi farlo vedere, un bagno. Beh, dai. È un mini bagno, diciamo. Vabbè, insomma, un furgonato. Beh, però già dai spaziosetto, Fatto il cioè caldo. è grande praticamente come il mio. Ha la finestrella, cosa importante, è veramente sopra cosa la importante. finestrella. E oblò sopra, cosa probabilmente ancora un po' più importante, perché insomma quando ti fai la doccia sai con i vapori dell'acqua calda e tutto, va Apri verso e l'alto. via. Chiaro. Mi sembra abbastanza spaziosetto però, Ti cioè, dico che io sono un armadio, sì, mi lavo. sì, tranquillamente. Un armadio e mi lavo. Cioè, tranquillamente. Ah, e poi vedi alla cosa, no? La tendina per la doccia, Poco no? femminile di mia moglie. Non gli piaceva quelle che c'erano, le ho già cambiate. Aspetta. Poi cosa c'è di... Il frigo, diciamo, dovrebbe essere un 70 litri in teoria, perché di solito i furgonati, tranne rare eccezioni, ce l'hanno un po' più piccolo dei camper. Magari questo, vediamo, no, la larghezza è la stessa, giusto l'altezza, insomma, ecco. Ora, vediamo come... Aspetta, non mi ricordo. Così, Non dovrebbe... il bello della diretta. È un po' duro. Tira. E così. Ho sempre paura, vedete, sa. Vai. Ah, vedi, era come il mio, Dometic, difatti, volevo dire, era come il mio, esatto, Sempre. col congelatorino, però vabbè, insomma, ti sta la tua roba, le tue 4 bottiglie, un po' di verdura e due robette. No, se hai la moglie ucraina ti sta un carrello della spesa. Fidati, mia moglie ci ha fatto stare 2 borse intere della Lidl piene, ce le ha fatte stare là dentro. E storiasse. Sono arrivato a casa sua e avevo la roba congelata. Ti dico solo quello. Perché Mirko ha già fatto il giretto, dov'è che sei andato? Ho trovato a trovare i suoceri in Ucraina. Abbiamo fatto L'inaugurazione del furgone. 3200 km con sto giocattolino qui, andatura di crociera praticamente da veicolo, 120, 130, 110. Fidati, perfetto.
sì, dopo in strada in Ucraina sono un po' piene di buche, ok, lì l'abbiamo messo a dura prova, infatti qualcosa ha ceduto, ti dico, qualche piccolo oggettino tipo il bottoncino qui, qualcosa ha ceduto, ma Vabbè, abbiamo fatto 50 km normale, ne so di qualcosa. buche che sono buche. Sì, 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 sì. Ho rischiato di togliere il webasto sotto non so quante volte, perché questo purtroppo ha il webasto sotto al camper. Ah. Dopo te lo faccio vedere dov'è. Che appunto, beh, la dinette l'abbiamo visto per completare il Questa discorso di a bello che sì, disposizione. dinette letto, che dopo se vuoi si può un po' modificarci, diventerebbe un letto, diciamo 2 posti. Adesso è da un posto, però Certo. ci hanno già dormito in 2, E dopo Testa, lì, piedi, testa, sì, togli questo, metti il tavolo per mangiare, lo metti qua, lo incastri qua e togli questo, diventa un che letto. storiazze? Sì, questo mangi come piace a te, che mangi qua, giri questo e mangi. È vera, è vera. E c'ha una bella finestrina di là, però nei furgonati, cioè, scusa, cioè, dopo c'hai tutto il portone aperto, quindi alla faccia della finestra, insomma. Sì, per passare aria non manca che passa. Sì, Dopo se apri adesso- il portellone dietro, ciao. Adesso come panorama, insomma, che avevamo il muro perché parcheggia su il muro, però insomma, tieni conto, mare, montagna, hai capito? Cambia il discorso, no? Già collaudato. Mare, monti, fidati. Sto gavone tattico qua, là che stanno altre 2 batterie. Sì. Quindi faccio le 2 qua più quella sotto lì, arrivo a 3. Più che sufficiente, fidati. Sì, sì, sì. Bellino il camperino del Mirko, t'avevo detto io. T'avevo detto, guarda che andiamo nel camperino del Mirko e trovi un casino di sorprese. Tra l'altro, appunto, gli accessori. Allora, lui se l'è trovato che l'ha preso già col webasto, come abbiamo appena detto. Sì. Basto. Dopo il riscaldamento classico, quello Trumagas, ok, che fa Trumagas barra scalda acqua, diciamo barra boiler. E vabbè, aria condizionata qua, aria condizionata in cellule, Figata. che ti dirò, eccola qua. Aspetta. Aspetta. Ma Vai. chi volesse sapere qual è il tipo Truma Safir Vario. questo tipo di aria condizionata qua va a 220 rigorosamente, perché penso che a 12 volte durerà pochissimo e mi sembra di ricordare che vada anche a gas. Devo guardare ancora bene il libretto di istruzioni, ma mi sembra a gas. Non l'ho mai sentito, però sarebbe interessante se fosse così. In teoria Sai, se uno va a monta- gas va come un frigo, Vabbè, È la fiammella che scalda praticamente il gas che gira. Se fanno i frighi trivalenti possono fare benissimo anche i condizionatori trivalenti, non cambierebbe niente. infatti. Ci faccio vedere dov'è. E dopodiché aspetta, perché il Mirko che ha dimenticato una robetta importante, cioè lui ha preso il furgone che ha anche già il generatore integrato, Sì, dopo ti faccio vedere. pannelli solari, tutto quanto. Sì. Andiamo a vederlo subito, dai. Via. Vediamo. La TV qua, TV lì in fondo. Ma erano già in dotazione? Questa Le c'era messe- già, io avevo la gemella che l'ho aggiunta io, Che un storiazzi. po' più grande. E aspetta, dulcis in fundus. Qui. Qua abbiamo il satellitare. Ah, Che ti dirò, l'ho provato ma devo ancora provarlo meglio, e il lettore DVD 12 volt sempre, questo lo uso veramente, questo mi piace, va da Dio. Lettore DVD, schiocchini a parte, ok, ma che storiazze. tutto ok, niente in regola. Sì, gli assestamenti delle buche che ha subito, poverino. immagino. Ti so qualcosa con l'Ungheria e l'Albania? No, fidati, l'Ungheria e le strade sono belle, ti dico, perché anch'io ho girato l'Ungheria una settimana fa. Le strade lì sono già meglio dell'Ucraina, purtroppo. L'Ucraina, quando tu vai al di fuori delle strade normali, è lì un macello. Questo non ti faccio vedere che cosa sia, benissimo che cos'è. I nostri furgonati hanno questo. No, non so benissimo che cos'è, ma facciamo finta. Facciamo finta che io so tutto. Allora, Yeah. la TV come Guarda che bel gavonzino, guarda. Cioè, tanto spazioso. Questo è il nostro Cosa? bellissimo condizionatore. Ah. Cioè sta bestia parte da qua e mi finisce sotto qua. Che storiasse.
E il rubinettino? Ah, qua il CP come fai a darla, scusa? Ah no! Sì, Non ci credo. sì, rubinettino soprattutto, gavone nascosto, metti quello che tu Ah, vuoi, rubini, cioè canna sì, dall'acqua, che quelle strozzate che la forte. metti qua. È fatto tanto bene, cioè vedi sono apprezzabili tutti Oppure se sti tu vuoi nascondere qualcosa di losco. non di colosco, diciamo, vai in giro, vuoi nascondere i soldi, li metti qua, E via. compri, fai Cioè vedi finta che di io già niente. penso male, vedi, le Metti puntine del subito mondo è lo un canale che pensa male. Allora, ruota di scorta per farti vedere dov'è il generatore, no? Sia ben chiaro, questa ruota di scorta non ce l'aveva, quindi tutta una roba provvisoria, cioè provvisoria, fatta per portarla via purtroppo. Appesa? Guarda che è grande, eh? Ruota, ruota. Porca miseria, Stesse misure di quelle che lui monta. Di 105. cavolazzi. Altro che quelli del Singano che poi quelli del passeggino. Beh, oddio. Allora, il nostro generatore che ti dicevo prima, quello è FOI, Quale? questo qua. Ah, ah beh dai, pizzenino. Eh no, arriva fino in fondo. Ah, ok. Arriva fino, questo è la bombola, no? Il gavone della bombola arriva fino in fondo e dopo c'è lo spazio per la sua cartuccia. Però dicevi appunto che queste cartucce costano una fraga. Sì, ti faccio vedere, te ne faccio vedere una, adesso non so dirti quanto dura di preciso perché mi dicono che dura un bel po' di ore. È il laboratorio di Mirko, te ti ricordi? Ah, nel vecchio video. Esatto. Questa è la cartuccia se vuoi fare pubblicità. No, no, No. no, allora aspetta, fa che veda, questo vedi tu non t'ha guardarlo perché... Esatto. Oppure signori delle FOI, insomma, contatene e femo una roba fatta puito. Visto che questa, per chi non lo sapesse, Eh? la paghi la bellezza di quasi 40 euro. Boia! 40 bomboloni, è vero, 39 era là, c'è scritto. 39. Cazzo, culo. Allora, Se c'ho una borsa di gin mi costa manco, faccio andare a gin. sì, infatti quando l'ho comprata mi hanno dato già anche le misure di quella un po' più grande, che sarebbe quella da 10 litri, questa da 5. Che mi fanno, guarda che le misure sono pressappoco quelle, se ti stanno ti conviene prendere quella da 10, perché tu prendi 10 litri al costo di praticamente 6-7 litri, cioè di 6-7 litri, il resto te lo regalano. Ah, Si conviene. Però questo qua dicono che è super silenzioso, ti dico, non l'ho ancora usato, perché non l'ho ancora usato, non ho ancora avuto l'occasione, e super silenzioso, dicono che una cartuccia dura un bel po' di ore, vedremo, ti saprò dire. ci aggiornerà Mirko nelle prossime puntate. Chi lo usa, ho Pare sentito, tipo Beautiful, no? Le prossime Sì, puntate. chi lo usa tipo i tedeschi so che lo usano parecchio, perché soprattutto quando sei in campeggio non senti brrrr, tipo quei Sì, motori, sì, sì, senti tipo che il motore diesel sotto, questo poi dicono che non fa rumore, zero, boh, ti saprò dire. Buono. Poi sì, questo tipo di generatore qua so che parte in automatico, si accende, si spegne da solo, ha parecchie funzioni. Per assurdo, scusa, tu che hai il clima che va con la 220, potresti, no? O no? O deve ricevere l'impulso dalla presa? In teoria no, in teoria perché lui fa 12 volt, perché quello fa 12 volt, non fa 220, sia ben chiaro. Quello è come avessi acceso il motore, un alternatore praticamente. In teoria sì, dovrebbe andare anche così, esattamente. Sarebbe una figata. Cioè sei in mona della miseria, no? Che in Veneto significa sei in un posto remoto, sotto il sole, in una spiaggia caraibica, eccetera, eccetera. Ci sono tre che prendono il sole in topless, tu non vuoi spostarti all'ombra perché sennò perdi il panorama, però muori dal caldo. C'è un problema. E ora col generatore e il condizionatore te salvi e te guardi tipo in topless, no? Esatto. Buono, cazzo. Aspetta, ti faccio vedere che cos'altro mi hanno dato assieme col camper, perché assieme col camper mi ha dato tutto. Aspetta, a parte gli scherzi, guarda. CP non sta fermando. Questo è il portamoto che Ah! Questo rialza e ti te carichi su a Brespeta qua e via. Sì, infatti, tutti mi dicono puoi caricare la Vespa, infatti lui potrebbe caricare la Vespa. Eh sì, è strettina, è la 50 Special. Questa? Sì, le ruote vanno là, no? Su quello più esterno. Sì. Aspetta, che facciamo vedere anche il tu, che dopo dici, Singano, non sa più niente. Allora, vedi, lui ha tipo due binari,
Esatto, puoi caricare o 3 bici o una moto, da quello che mi hanno detto. Che storia. Eh beh sì, per le bici vedi che c'ha il Sì, è già bastoncino, i no? bastoncini. Che Ti storia. dico, devo rimontarlo perché l'ho tolto, perché all'inizio dicevo ma non so se lo uso o non lo uso, invece ho scoperto che sì, le bici ti servono. Sì, le belle bici. Come dice sempre Singano. Bici su e via. Ma oppure marca vada questa, tanto ci va in due La file. brespetta. Stavo neanche registrando, ci ho fatto tutto il discorso sulla brespetta di Mirko, che bella e tutto quanto, e non c'era il rec, perché come molti sanno che hanno la RX100 M4, come lo hanno detto in tante recensioni, non si capisce perché gli hanno messo il pulsante rec così alla cacchio. Guarda, guarda, marmitina, Mirko, guarda, guarda, marmitina, guarda, guarda, guarda. In espansione. Per chi se ne fosse appassionato di Vespa, motore quattrini. Ah, Ti dico, da qua a Chioggia praticamente sono 30 km, tranquillo, 60-70 all'ora ci metti in mezz'oretta. che storia. In due. E ti dico, ieri con quella caldana che c'era la gente che ha fatto. Aspetta, aspetta, i souvenir di Mirko che si è portato dall'Ucraina. Questo che è la chat? Ah, praticamente il regalino che mi sono fatto sono praticamente il kit completo delle chiavi a cricco sarebbe della Pastorino, diciamo, per non fare purtroppo marca, ma purtroppo ho detto una marca a caso. Dunque qua in Italia mi sembra costa 150 euro mi sembra. Boia? Ah, non Mi so. sembra. Sa un cazzo singano queste robe. ti faccio vedere. Praticamente l'ho pagato una boiata. È uguale, eh? Allora, te lo prendo, te lo faccio vedere. Eccolo qua. A chi lo volesse, Ero qua. mi faccia sapere perché la prossima volta che vado su posso anche portarglielo giù. Allora, sì, di sicuro il tuo amico Boia. lo riconosce. Questo è uguale alla Pastorino, identico. 1000 green, che è questo quello che ho speso, sarebbero circa 30 euro. Boia. Con questo smonti un camper, lo rimonti dove cazzo vuoi, cioè da dove cazzo sei, non ci sono problemi. No, questo serve, fidatevi. Mirko, la mezza officina in camper, eh? Beh, Non si scherza? attrezzi, ricambi, qualsiasi boiata, Che non si sa mai, dice Mirko. non si sa mai. Oh, ma parlo un rubinetto come il Yuri, su qua non scorda. CP dice, scusate per le riprese un po' così, un po' in velocità, ma d'altronde questo, digli CP, è un canale un po' così. D'altronde si sa. Vado a Cernizzi, che sarebbe Carpazi ucraini, sono 1600 km andata, 1600 ritorno, ha consumato circa 2 pini e mezzo. Si calcola che questo sia il motore da 120 litri però Quindi 240, 300 litri circa. sì, circa, calcola media di 11, 12, no, 13 litri, 13 km con un litro Ah, buono. attualmente. No, se tu vai via tranquillo, questo qua consuma più o meno come una macchina, più o meno.